Procter & Gamble. Ecco che si può fare delle cose divertenti e belle su Procter & Gamble. Questo è per il dentifricio ultra bianco, no? E poi vedere un altro annuncio molto divertente sul negozio di sushi. Un negozio non già il pezzo per rispondere. Poi c'era qualcosa sulla nuova verità, la marketing communication, che poi è diventata oggi, si può dire che questa è la vera pubblicità, cioè che si fa anche attraverso internet, una mirata dove non parli più a una massa ma interagisci one to one, cioè con un consumatore per volta. Questo è un grande... Conoscete, avete mai visto queste immagini? È fatta con la... non è una persona vera. È un artista anglo-australiano, conosco noi, un po' di Dario. Mi piacciono, ha fatto strutture mollicce ma veramente iperreali. E qui c'era un tema preciso, tutta la rivista, The Next Age, l'età nuda, che è la definizione di questa epoca, così perversa come quella così indifesa. Il tema era molto specifico, l'età nuda, esseri che si aspettano e come risolvere il problema del contrario. Questo è un grande tema trasversale. Guardate come si presentava Infatti questa è da 128 pagine di striptease mentale. C'era poi un articolo, un omaggio importante a Gossage, che è stato probabilmente uno dei 3 o 1 copywriter più interessanti del Novecento e che nessuno sta nulla. Avevo scoperto che a Los Angeles c'è un cimitero fuori dal comune, stranissimo, che credo si chiami Hollywood Cemetery. Un ragazzo di 35 anni che aveva i mezzi, ha entrato in una società con altri, ha comprato questo cimitero e l'ha fatto diventare un cimitero trendy. Poi l'idea di marketing, perché questo qui si è inventato, cioè, una equipe creativa qui. Cosa ha fatto? Quando io sto per morire, no? Che ho 20 anni di città, lui dice, senti, se tu prenoti ti facciamo un film biografico che poi proiettiamo tutti gli anni. C'è stato un documento, infatti l'avevo scoperto così, perché a Venezia, al Festival di Venezia, avevo visto un documentario su questa cosa che era molto bello. Hollywood Forever. È meglio stare un giorno a andare a vedere gli artisti che stare un giorno intorno a un tavolo e dire cazzate.